Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Le buone maniere. Sono qui! Sono qui! Ah! Vai in onda! Vai in onda! È il regista! Vai in onda! Vai in onda, grazie! Grazie! Successi, fermi, basta! Basta che tanto vi abbiamo pagato! Dicevo, successi clamorosi, arrivano richieste, Grillo, dici delle cose, vogliamo sapere da te. Per la serie Buone Maniere io vi invito a prendere nota di quello che dico, perché io leggo dei libri. Per la serie Buone Maniere, mi ha scritto anche Donna Letizia, ma ha scritto: di fronte a te mi sento una maleducata, Donna Letizia. Per la serie Buone Maniere parliamo del comportamento in casa, che è importante avere un certo decoro anche in casa, è vero? No, cosa abitano in un campeggio? Non lo so. Va bene, no, state comodi. In casa innanzitutto non bisogna fare gli avanguardisti, girare nudi. Io conosco gente che gira nuda per casa. Il padre col figlio: ciao Ugo, come stai? Come va? Bene, Luigi? Che se io penso a mio padre nudo, che fosse venuto lì stasera, non esci nudo. Ti ho fatti a mettere i pantaloni che chiami i carabinieri, disgraziato. Cosa puoi fare? State comodi. Ci vuole un comportamento. E poi c'è il problema del bagno. Cosa fare nel bagno in casa? Uno non si può lasciare le porte aperte come fanno le coppie moderne, che ho visto io, che oggi marito e moglie vanno insieme nel bagno. Insieme, marito e moglie. Tutte e due insieme, lui che si fa la barba e lei seduta sul water. Cosa ci metto nel ripieno dei ravioli, caro? Una cosa, quelle cose, che se io divento pazzo perché se io non sono più che barricato dentro nel bagno. Non riesco neanche a fare un filino di pipì da 2000 lire. Ma come fai? Ma te l'immagini? Entra uno e ti becca lì con l'intrepido. Cosa gli dici? Passavo di qua? Che è un po' la posizione che è la posizione, ritorni bambino sul vasino. Se certe cose si potessero fare in altre posizioni sarebbe diverso, sarebbe più decoroso. Apre uno, sei lì, cosa fai? Caghicchio. Sarebbe diverso la situazione. Poi, quindi chiudersi anche in casa, usare il dentifricio, io è anni che combatto, perché il dentifricio non va usato da metà in su, perché con l'ultima metà diventi pazzo. A Genova si mettono il dentifricio col tubetto e tutto, se lo mangiano, masticano il tubetto. E poi il comportamento fuori. I rappresentanti sapranno, quelli che viaggiano, come ci si deve comportare per lavarsi le mani, non so, in un ristorante. Quando non c'è la saponetta, ormai non la mettono più da nessuna parte la saponetta. C'è quell'apparecchio che fai così, che o ti buchi una mano, o se no in mano ti viene una cosa che non devi andare dal padrone e dire: mi hanno sputato sulla mano. È il sapone liquido quello lì. Bisogna conoscere. Per asciugarsi c'è l'asciugamano moderno, che è quel rullo che tiri giù, che è sempre in alto, se no non riesci a bagnarti bene tutto qua così. E l'asciugamano, bisogna asciugarsi la mano, lo dice la parola, non le scarpe con l'asciugamano. E specialmente chi viaggia negli alberghi. E qui gli uomini, parlo agli uomini, bisogna evitare di fare pipì nel lavandino. Non si deve, perché sennò uno per coerenza fa pipì nel lavandino e si va a sciacquare le mani nel water. Cosa deve fare? Aia! È finita, pensate a quello che dico, pensate. Estraiamo la massima da Ugo di questa settimana, la massima di questa volta è: la verità è nuda, Cicciolina. Grazie a tutti, ci vediamo. Ah, sì, ciao a tutti. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino.
Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill. Desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divorador funziona davvero. Divor Odor deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi.